Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce nuove regole per la gestione dei migranti, in particolare riguardo ai rimpatri verso i cosiddetti paesi sicuri. Questo provvedimento si rende necessario a seguito delle difficoltà giuridiche sorte a causa delle sentenze della magistratura italiana e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che hanno posto ostacoli ai rimpatri immediati, dichiarando che alcuni dei paesi presenti nella lista italiana non possono essere considerati sicuri sotto il profilo della tutela dei diritti umani. In risposta a queste problematiche il governo ha riorganizzato la lista dei paesi sicuri, riducendola da 22 a 19 nazioni, escludendo Camerun, Colombia e Nigeria. La nuova normativa mira a rendere più agevoli le procedure di espulsione per i migranti provenienti da questi paesi, considerati a basso rischio di persecuzioni o violazioni dei diritti umani. Questi paesi includono nazioni africane, asiatiche e dell'Europa dell'Est, da cui arrivano molti migranti irregolari che non sarebbero considerati bisognosi di protezione internazionale. Uno dei punti critici che ha spinto all'adozione di questa nuova normativa è la necessità di superare il limite del precedente decreto ministeriale che stabiliva quali paesi fossero sicuri. Questo strumento però si è rivelato insufficiente a livello giuridico, spesso superato dalle sentenze dei tribunali italiani e delle norme europee. Il nuovo decreto legge rappresenta una formula primaria di maggiore peso legislativo pensata per blindare le procedure di espulsione e rendere più difficile la contestazione giuridica da parte dei giudici. Il governo punta a rispondere alla recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre che ha stabilito che molti dei paesi della lista italiana non possono essere considerati sicuri. Questi paesi presentano infatti problemi legati alle condizioni di vita, alla libertà individuale o alla sicurezza, rendendo difficili i rimpatri secondo le norme europee. Il decreto legge mira a trovare un equilibrio tra la pressione europea e le esigenze di sicurezza nazionale, con l'obiettivo di migliorare il controllo dell'immigrazione irregolare. Tuttavia, nonostante l'adozione di questo decreto, vi sono ancora incertezze sull'efficacia pratica della normativa. In particolare resta da vedere se i tribunali italiani modificheranno il loro atteggiamento riguardo ai rimpatri e se la nuova legge sarà in grado di superare le contestazioni legali. La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea continueranno a influenzare il quadro giuridico, ma il governo spera che questo provvedimento possa portare a una gestione più autonoma e rapida delle espulsioni, riducendo i tempi e migliorando i risultati nel contrasto all'immigrazione irregolare. L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna tra sabato e domenica è stata un evento di portata storica, con piogge torrenziali che hanno devastato vaste aree delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Le precipitazioni intense hanno causato l'esondazione di numerosi fiumi e torrenti, sommergendo case, attività commerciali e ampie porzioni di terreni agricoli. Il bilancio è drammatico, oltre 3.000 persone sono state evacuate, di cui più di 2.000 solo nella provincia di Bologna, con una vittima accertata e gravissimi danni a infrastrutture e abitazioni. Tra gli episodi più tragici c'è la morte di Simone Farinelli, un ragazzo di 20 anni di Pianoro, travolto nella piena mentre si trovava in macchina con il fratello. Quest'ultimo è riuscito a mettersi in salvo, ma per Simone non c'è stato nulla da fare. La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche esatte della sua morte, segno della complessità nella gestione delle emergenze in queste condizioni critiche. A Monterezio un altro drammatico episodio ha coinvolto una famiglia con un neonato di 4 mesi, salvata grazie all'intervento tempestivo di un elicottero. Le immagini di questo e altri salvataggi sono diventate simbolo della devastazione provocata dall'alluvione e della lotta per mettere in salvo vite umane. La regione Emilia-Romagna ha subito dichiarato lo stato di emergenza con la vicepresidente Irene Priolo, che ha richiesto aiuti dal governo centrale per affrontare questa crisi di proporzioni eccezionali. La situazione della viabilità è particolarmente grave. Molte strade sono state allagate e il sistema di drenaggio urbano, soprattutto nella città di Bologna, è collassato sotto il peso dell'acqua.
Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha spiegato che l'acqua è penetrata in città non solo attraverso i fiumi ma anche dai tombini e dalle condotte fognarie, che non hanno potuto reggere la quantità eccezionale di pioggia caduta in poche ore. Questa crisi ha messo in luce la fragilità del sistema idrico e fognario della città, portando il sindaco a chiedere interventi strutturali di lungo periodo, come la realizzazione di casse di laminazione per prevenire futuri disastri simili. Oltre ai danni materiali, all'alluvione ha avuto un impatto devastante sulla popolazione. Durante le ispezioni nei luoghi colpiti, le autorità hanno incontrato cittadini disperati che chiedono un intervento urgente per recuperare ciò che è andato perso. Irene Priolo ha evidenziato la necessità di un piano di finanziamento strutturale per mettere in sicurezza il territorio, esortando il governo a prendere misure decisive. La situazione rimane critica anche lungo il fiume Po, dove il livello delle acque ha superato le soglie di allerta. Le autorità regionali stanno monitorando attentamente la situazione, mantenendo l'allerta alta per prevenire ulteriori danni. Nel frattempo sono in corso i lavori di ripristino su molte strade provinciali danneggiate dall'alluvione, anche se i disagi restano significativi. Il casello autostradale di Casalecchio rimarrà chiuso fino al 28 ottobre per consentire le operazioni di ripristino delle infrastrutture colpite. Molte altre strade, specialmente nelle zone rurali, sono ancora impraticabili, complicando gli spostamenti dei residenti e dei pendolari. A Modena sono stati riaperti alcuni ponti sul fiume Secchia, ma il ponte di Curtatona e quello di Navicello Vecchio sul Panaro restano chiusi a causa dei danni subiti. L'alluvione ha anche provocato serie conseguenze sul mondo del lavoro. La CGIL di Bologna ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per indagare sulle responsabilità delle aziende di consegna a domicilio che hanno continuato a operare nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Solo Just Eat ha sospeso le attività, mentre altre piattaforme hanno mantenuto il servizio, esponendo i rider ai gravi pericoli. In questo quadro di emergenza la Chiesa ha svolto un ruolo importante nella gestione degli aiuti. La Curia di Bologna ha istituito un'unità di crisi per coordinare le operazioni di soccorso e numerosi parrocchiani, giovani e gruppi di scout si sono mobilitati per sostenere le persone colpite. Il sindaco di San Lazzaro di Sabena, Marilena Pillati, ha descritto una situazione drammatica con strade trasformate in fiumi in piena. Tuttavia, grazie all'evacuazione preventiva si è riusciti a evitare ulteriori tragedie. Anche a Cesenatico il sindaco Matteo Gozzoli ha parlato di un sistema fognario completamente sopraffatto dalla pioggia, con volumi d'acqua senza precedenti. I soccorritori, vigili del fuoco e volontari continuano a lavorare senza sosta in tutta la regione. Nonostante le enormi difficoltà, il sindaco Lepore ha lodato lo spirito di collaborazione e il contributo attivo dei cittadini, fondamentale per affrontare questa emergenza. L'alluvione ha sollevato interrogativi cruciali sul futuro della regione e sulla necessità di interventi strutturali di lungo termine per mettere in sicurezza il territorio. Con il cambiamento climatico che provoca sempre più frequentemente eventi estremi, l'Emilia-Romagna si trova di fronte alla sfida di dover ricostruire e al contempo prevenire future catastrofi. Saranno necessari interventi significativi e una forte collaborazione tra istituzioni, esperti e comunità locali per garantire che la regione possa riprendersi da questa tragedia e prepararsi meglio alle sfide future. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato Salvatore Orabona, pericoloso latitante affiliato al clan dei Casalesi nel comune di Pignataro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha portato all'arresto dell'esponente di spicco del clan, condannato a 9 anni e 4 mesi per un tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso avvenuto nel 2001. Orabona aveva partecipato all'agguato esplodendo numerosi colpi d'arma da fuoco contro un membro di un gruppo criminale che operava autonomamente ad Aversa senza il consenso del clan dei Casalesi.
Ora Bona ha iniziato la sua carriera criminale come autista di un importante esponente del clan, assumendo poi un ruolo di rilievo e commettendo numerosi crimini, tra cui associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e omicidio. Nel 2016 aveva iniziato a collaborare con la giustizia, fornendo informazioni su diversi crimini in cui era coinvolto, ma nel 2021 il programma di protezione gli fu revocato a causa di gravi violazioni comportamentali. Il suo arresto segna un duro colpo per il clan dei Casalesi e rafforza l'impegno delle autorità nella lotta contro la criminalità organizzata in Campania. Un'importante operazione di polizia ha smantellato un'organizzazione criminale che trafficava migranti dal Medio Oriente all'Europa. Coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e condotta dalla Guardia di Finanza di Crotone, l'operazione ha portato all'arresto di 13 persone coinvolte nel traffico, che organizzavano viaggi clandestini con tariffe tra i 10.000 e i 15.000 euro. I migranti, principalmente provenienti dall'Iraq e dal Kurdistan, venivano trasportati verso l'Italia, sbarcando in Calabria per poi essere indirizzati verso il nord Europa con Ventimiglia come punto di transito. L'organizzazione sfruttava la vulnerabilità dei migranti, definendoli pecore o piccioni, dimostrando un atteggiamento spregiativo e disumanizzante. Usavano mini market e negozi di telefonia come copertura per il trasferimento di denaro, impiegando il sistema Hawala, e avevano accesso a passaporti autentici in bianco, potenzialmente legati a gruppi terroristici. L'operazione ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le forze di polizia a livello internazionale, data la complessità e l'estensione della rete criminale. Le indagini proseguiranno per identificare ulteriori complici. Le autorità italiane, inclusi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, hanno lodato l'operazione e ribadito l'impegno del governo nella lotta contro il traffico di esseri umani. A Torino la Polizia di Stato ha arrestato 3 persone dopo aver scoperto un Kalashnikov e della droga a bordo di un'auto. Gli agenti del commissariato di Mirafiori, insospettiti da una manovra improvvisa del veicolo in corso Orbassano, hanno fermato l'auto con 3 individui a bordo dopo che questa si era bloccata a un semaforo. Subito hanno notato l'arma tra le gambe del passeggero anteriore, caricata con 10 proiettili. Oltre all'arma da guerra, all'interno dell'auto sono stati trovati anche un'ascia e diverse mazzette di denaro insieme a della cocaina. Le indagini sono proseguite con delle perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati. In una di queste case la polizia ha rinvenuto altri componenti di un'arma da fuoco con matricola a brasa, rafforzando le accuse contro i sospettati. L'operazione ha portato all'arresto dei 3 per detenzione illegale di armi, munizioni e sostanze stupefacenti, rappresentando un importante successo nella lotta contro il traffico di droga e il crimine organizzato a Torino.